È rientrata oggi a scuola la metà degli studenti delle superiori, grande attenzione per gli studenti di quinta che si preparano agli esami, preoccupano gli effetti della DAD in aumento i casi di anoressia. La campagna vaccinale si dota di uno strumento in più, da domani è attiva la web app per le prenotazioni, raggiunta l'immunità di gregge tra gli 80 e i 90 anni, giovedì in arrivo 3.500 dosi di Johnson & Johnson. La guerra dei numeri sulle terapie intensive sbarca in Parlamento con 2 interrogazioni e le opposizioni in Regione chiedono l'accesso agli atti. Federica risponde massima trasparenza. Matteo Bassetti, già direttore della clinica degli infettivi di Udine, annuncia su Facebook di essersi vaccinato, riceve tra i commenti anche insulti e minacce. La Digos denuncia 2 persone, tra cui un 50enne di Trieste. Stagione finita per Deulofeu, l'attaccante dell'Udinese volato in Spagna per esami e su Instagram ha parlato del problema menisco che lo ha portato a un nuovo stop. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale che apriamo questa sera con un focus sul ritorno in classe al 50% degli studenti delle superiori, con una grandissima attenzione ovviamente agli studenti di quinta che dovranno affrontare gli esami di maturità. Di nuovo in classe, anche se a settimane alterne, gli studenti delle superiori sono tornati in presenza per gli ultimi mesi di scuola. In particolare sono i ragazzi di quinta a sentire di più la pressione in vista dell'esame di maturità. Ora siamo carichi di verifiche e interrogazioni da fare e non abbiamo la giusta preparazione per portarle a termine, visto le lezioni fatte in DAD, che quindi sono state molto più complesse da seguire. E anche il lavoro è stato, diciamo, portato avanti sicuramente bene, abbiamo avuto molto tempo per studiare, però in un modo diverso. Però insomma pensiamo di potercela fare. Un test che sarà solo orale su elaborati preparati in queste settimane. Sarà solo un colloquio in cui lo studente potrà mettere in evidenza realmente le competenze che ha acquisito nell'arco dei 5 anni. Sarà articolato appunto nella discussione dell'elaborato e proseguirà con la discussione anche di un testo, di una poesia studiata nell'ambito della lingua e letteratura italiana. Ma l'esperienza DAD non è tutta da buttare. Ci si poteva organizzare meglio e quindi il tempo a disposizione poteva essere gestito in modo diverso rispetto a scuola. Tuttavia, stare al fianco di insegnanti e compagni è decisamente meglio. Siamo anche abbastanza abituati a tornare in classe e stare a casa, quindi non è proprio un trauma ritornare. È sicuramente positivo perché rivediamo anche tutti i compagni dopo essere stati settimane chiusi in casa, quindi la viviamo abbastanza bene. E la didattica a distanza ha lasciato anche dei segni che preoccupano dirigente e docenti al Marinelli di Udine. Sono stati riscontrati il peggioramento di situazioni critiche e anche l'aumento di casi di anoressia. 30 minuti per entrare e 20 per uscire, 7 percorsi diversi per i 750 studenti del liceo scientifico Marinelli e sono la metà della popolazione scolastica complessiva dell'istituto per rientrare in aula. Il pensiero di dirigenti e docenti va al benessere dei ragazzi che hanno sopportato il peso, oltre che della didattica a distanza, anche della perdita della socialità quotidiana. Allora, nel complesso per fortuna è andata bene, nel senso che la gran parte degli studenti ha letto bene questa lontananza, si è ben organizzato. Una parte degli studenti sicuramente non ha sofferto dalla didattica a distanza, sono quelli meglio organizzati, più preparati, più capaci di. Certamente sono aumentati i casi difficili, cioè ragazzi andati in crisi psicologica, alcuni casi di anoressia che sono peggiorati, situazioni di isolamento, queste oggettivamente ci sono. Per fortuna non sono numeri alti, però chiaramente sono brutte cose, insomma, ecco, è chiaro che i ragazzi hanno bisogno di socialità, no? Non soltanto di apprendimenti. Per gli apprendimenti sì, qualche cosa per una parte dei studenti si lascia dietro, ma cercheremo questo di recuperarlo. Siamo più preoccupati dal lato umano, no? Dal lato sociale di questi ragazzini, soprattutto quelli di prima, no? Che hanno vissuto un terribile finale dell'anno scorso,
con questi 3 mesi completamente a distanza, e che quest'anno è tutto un dentro e fuori. Quindi lì sui ragazzi di prima, che in pratica sono quelli che non hanno vissuto il Marinelli ancora, non hanno ancora vissuto il Marinelli perché hanno vissuto solo parti di Marinelli distanziati con le mascherine. Non è questo quello che era il Marinelli, La campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia con uno strumento in più. Da domani attiva la web app per le prenotazioni. Intanto nella fascia 80-90 anni è stata raggiunta l'immunità di gregge. Criticità invece si riscontrano ancora nella fascia superiore ai 90 anni. Sarà attiva da martedì 13 aprile la nuova web app che consentirà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di prenotare il vaccino. La piattaforma, realizzata da Insiel, è raggiungibile da qualsiasi dispositivo, computer, tablet e smartphone, all'indirizzo vaccinazione-anticovid19.sanita.fvg.it. Si tratta di un canale aggiuntivo oltre al CUP, al numero 0434 223522 e le farmacie. Il sistema è progettato per non mandare in crash le piattaforme di prenotazione anche in caso di accessi numerosi, nel qual caso la piattaforma fornirà i tempi di attesa. Per accedere basta la tessera sanitaria o lo SPID e poi sarà possibile scegliere luogo e orario se disponibile. Le prenotazioni sono attualmente aperte solo per gli over 60 e le persone fragili, compresi i caregiver. Il presidente Massimiliano Fedriga ha ribadito l'importanza di procedere con la campagna per fasce d'età vista la pressione sugli ospedali. I numeri, ricordando che la soglia dell'immunità di gregge è al 70%, sono buoni, con la fascia 70-79 arrivata al 66%. Sulla fascia oltre 60 insomma si è aperto le agende da qualche giorno, quindi aspettiamo di capire come va. Certo, la fascia 80-89 ha un 72%, ma secondo me può aumentare. Poi c'è un 46% dell'over 90 e quindi è chiaro che lì dobbiamo andare a capire quanto, senza naturalmente entrare nella sfera personale delle libertà delle persone, perché il vaccino purtroppo non è obbligatorio e quindi ci sono delle regole che devono essere rispettate. Vorremmo raggiungere queste persone e i loro familiari per spiegare che cosa significa vaccinarsi, auspicando che questo sotto 50% di adesione possa aumentare. Dopo diversi giorni cala il numero dei morti con Covid in regione, sono stati 8, questo numero si sono aggiunte 3 morti pregresse, nuovo aumento invece dei pazienti in terapia intensiva, 81, sono 523 invece ricoveri in altri reparti. Su 1244 tamponi molecolari sono stati rilevati oggi 60 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,82% e 22 casi sono stati rilevati su 361 test rapidi, il 6% del totale. Scendono a 10.383 le persone in isolamento. Sui numeri, sul caso dell'occupazione delle terapie intensive, sono state presentate in Parlamento 2 interrogazioni da parte di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana e intanto le opposizioni in regione chiedono sullo stesso tema l'accesso agli atti. La denuncia dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani in merito alla gestione Covid in Friuli Venezia Giulia finisce in Parlamento. Sinistra Italiana e FVG, tramite il segretario nazionale deputato Nicola Fratoianni, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri della Salute e delle Autonomie affinché siano disposte le necessarie attività, anche di carattere ispettivo, al fine di verificare se effettivamente in Friuli Venezia Giulia i pazienti Covid in terapia intensiva siano maggiori di quanti dichiarati dalle autorità regionali competenti e se tale numero superi la soglia del 50% dei posti letti intensivi totali disponibili, come denunciato dall'Associazione Anestesisti e Rianimatori. Chiede chiarimenti in Parlamento anche il Movimento 5 Stelle, con i deputati friulani Sabrina De Carlo e Luca Sut. Quanto denunciato dall'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri, se realmente accaduto, sarebbe un fatto gravissimo. Stiamo parlando di un'alterazione dei dati che porterebbe a un quadro epidemiologico completamente differente, che passerebbe quindi nei casi di Palmanova e Gorizia da 77 a 96 terapie intensive, superando quindi decisamente la soglia del 50%. In questo momento ascoltare chi da un anno in prima fila in questa battaglia non è soltanto opportuno, ma è più che mai fondamentale ed è evidente che la risposta delle regioni allo stato attuale sia ad oggi ancora del tutto insufficiente. Intanto anche le opposizioni in Consiglio regionale vogliono chiarezza, per questo hanno presentato una richiesta di accesso agli atti sui dati relativi ai posti di terapia intensiva e ai report regionali giornalieri sul Covid. In particolare i consiglieri chiedono di conoscere il numero e la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati
occupati da malati Covid dal 9 marzo di quest'anno al 12 aprile per ogni azienda e anche quanti posti riconosciuti di terapia intensiva Covid-19 hanno, al monitoraggio regionale del 9 aprile 2021, gli ospedali di Palmanova e Gorizia, oltre ai report giornalieri del cosiddetto cruscotto regionale dati sui posti letto delle terapie intensive occupati da pazienti Covid. Sul tema il presidente della regione Fedriga risponde alle sigle sindacali del comparto sanitario e alle opposizioni chiede responsabilità e poi fa anche chiarezza sulla categoria altro legata alle inoculazioni di vaccini in regione e dice rispettate in maniera rigorosa le priorità date dal governo. Ringrazio tutto il comparto sanitario, i medici ovviamente, ma non solo, penso agli infermieri, penso agli operatori sociosanitari, penso a tutte quelle persone che magari nel management stanno lavorando 24 ore su 24 per dare risposta alla pandemia. Noi con le nostre direzioni, anche rispetto alle sollecitazioni del sindacato degli anestesisti, abbiamo fatto le verifiche con le aziende sanitarie che hanno confermato i numeri. Ovviamente non è il Presidente della Regione né il Vicepresidente della Regione andare dentro gli ospedali a decidere dove uno deve essere ricoverato. Diciamo che la parte tecnica faccia la parte tecnica, che la politica faccia la parte politica, che non ci siano delle intromissioni della politica all'interno delle cure da dare ai cittadini, perché sarebbe una follia e sarebbe irresponsabile. Il Presidente rispedisce al mittente anche le accuse delle opposizioni. Diciamo che è diventata una cantilena più che un messaggio, perché l'ho detto talmente tante volte che ho perso la speranza. Ho chiesto sempre nella pandemia di utilizzare quel senso di responsabilità che deve contraddistinguere una comunità. Mi sembra che questo appello sia sempre caduto nel vuoto, ne prendo atto. Il sito del governo indica 53.000 persone sottoposte a vaccino come categoria altro, un numero però che si ridurrebbe a 4, quelli senza giustificazione in FVG, mentre i restanti rientrano comunque nelle categorie aperte, anche se solo temporaneamente. Tutte le altre categorie sono state scritte e sottolineate alla struttura commissariale, seguendo rigorosamente quanto era prevista nei diversi piani vaccinali che sono cambiati, perché ricordo che nel primo piano vaccinale fatto dal precedente governo c'erano i servizi essenziali senza specificare oltretutto in modo dettagliato e quindi chiaramente tutti i territori hanno dovuto interpretare ma seguendo quel piano. Abbiamo chiesto noi maggiore chiarezza, fortunatamente devo ringraziare il governo Draghi, questa maggiore chiarezza l'ha data. Infine le dosi sono in arrivo 3.500 vaccini Johnson & Johnson, mentre AstraZeneca ridurrà del 50% le consegne a fronte però di una crescita di Pfizer. Abbiamo fatto una campagna programmata senza rischiare di rimanere senza seconde dosi all'ultimo giorno, perché in una campagna vaccinale non si può guardare la classifica della Serie A, bisogna utilizzare la serietà di una programmazione ed è chiaro che quello che chiediamo al governo è di avere una prospettiva degli arrivi dei vaccini, perché in questo modo si può organizzare una campagna seria, altrimenti si rischia di fare le rincorse e poi di fermarsi e non è utile né ai cittadini né tantomeno la campagna vaccinale stessa. Federica ha parlato anche del tema riaperture, lo ha fatto intervenendo alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 nel pomeriggio, dove ha auspicato di poter portare le prime proposte al governo già giovedì in un'ottica costruttiva e collaborativa, trovando soluzioni per avere la massima sicurezza possibile nella ripresa dell'attività economica. Come Regioni, ha precisato, presenteremo una proposta di linee guida per le riaperture senza voler dare una data precisa, però penso che ci siano alcune attività che possono essere fatte in sicurezza, ad esempio quelle che si possono svolgere all'aperto, come mangiare stando seduti. Mi sembra di capire che il governo dovrebbe avere una cabina di regia questa settimana per ipotizzare le prime aperture, anticipando dunque maggio, e su questo siamo pronti ad avere la nostra collaborazione. Cerchiamo di dare il più possibile un messaggio univoco. È sbagliato dividere il paese tra chi vuole aprire tutto e chi vuole chiudere tutto, e infine sulla possibilità di reintrodurre zone gialle entro fine mese ha invitato a fare riferimento ai dati tenendo conto dell'evoluzione pandemica. Penso che ci dovremmo far guidare da questo punto di vista oggettivo e scientifico. Il problema non è quando riapri ma come riapri. Zona arancione dunque in regione, il commercio riparte insieme ad altre attività che sono rimaste chiuse per un mese, ma il primo giorno di apertura non sembra aver dato i frutti sperati. La pioggia battente non ha certamente favorito la riapertura delle attività commerciali e degli esercizi pubblici rimasti fermi per un mese. Nel centro storico di Udine ve ne sono alcuni con le serrande abbassate per sempre, altri che hanno riaperto pur essendo lunedì, altri ancora che non hanno mai chiuso pur lavorando in maniera ridotta, come nel caso dei pubblici esercizi. Per loro il cambio di colore non comporta alcun cambiamento nell'organizzazione.
Le regole sono state poco chiare, ma è sempre uguale per la ristorazione, per i bar, diciamo, non cambia nulla, è sempre l'asporto e da portare via, uno non può stare adiacente al luogo per consumare la bevanda o il cibo, quindi per noi non è cambiato nulla. E non cambia nulla anche nei negozi che vendono articoli considerati necessari. Con la pioggia ancora non abbiamo ancora visto questi cambiamenti, anche perché la gente comunque è più propensa a stare a casa con questo tempo. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Credo che non cambi molto finché i bar e tante attività sono chiuse. E c'è chi oggi approfitta del primo giorno d'apertura per rifarsi, se possibile, il guardaroba. Effettivamente siamo rimasti senza vestiti, senza scarpe, ci voleva, speriamo bene, dai. Sono contenta perché stare a casa comunque un mese e non poter uscire è brutto. Si torna un po' alla vita piano piano, si cerca di tornare alla vita normale, speriamo che si riapra sempre di più in modo da riuscire a vivere normalmente. Ma al di là dell'orario, alla fin fine pare che il movimento in centro non abbia subito cambiamenti evidenti. Io oggi ho visto molta meno gente rispetto a quando c'era la zona rossa in giro, nonostante fossimo adesso in arancione. 2 persone denunciate, tra queste anche un 50enne triestino, per gli insulti che sono arrivati al direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, dopo il post sul vaccino anti-Covid. La Digos, coordinata dalla Procura di Genova, ha perquisito le loro abitazioni e sequestrato i telefoni con cui sarebbero stati inviati i messaggi offensivi. Si tratta di una vicenda risalente a fine 2020, quando Bassetti, già direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di Udine, attraverso un post aveva fatto sapere di essere stato vaccinato, sottolineando l'importanza della vaccinazione per sconfiggere la pandemia, e sotto il suo post erano comparsi centinaia di commenti, tra cui decine di insulti, offese e minacce più o meno velate anche attraverso messaggi privati e lettere anonime. Le indagini proseguono per individuare altri soggetti tra quelli che hanno postato i commenti più violenti o minatori. Per Bassetti il Comitato per la Sicurezza ha disposto da tempo la sorveglianza dinamica. E sono arrivati da tutta la politica messaggi di solidarietà all'assessore regionale Tiziana Gibelli, che ieri aveva spiegato di essere stata insultata e minacciata a seguito dell'annuncio dell'imminente vaccinazione. Contro gli attacchi scagliati ai danni dell'assessore Gibelli, ha commentato il presidente della regione Fedriga, continueremo a opporre il buon esempio, consapevoli che solo con atteggiamenti responsabili e generosi usciremo tutti da questa pandemia. Anche dalle opposizioni messaggi di solidarietà. Questi gesti non devono e non possono fermare scelte corrette di buon senso, dice Diego Moretti, capogruppo del PD in Consiglio regionale, che aggiunge: c'è bisogno di comportamenti e messaggi lineari di fronte all'odio spesso dilagante. Versa in gravi condizioni un giovane che questo pomeriggio è stato investito da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bici. È accaduto di fronte alla fiera di Pordenone, vicino al Parco San Valentino. È parso subito in condizioni serie, è stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale di Pordenone, da lì poi in volo all'ospedale di Udine. Ci sono state 2 morti nel pomeriggio causate da malore. A perdere la vita una donna di 50 anni di San Giorgio di Nogaro, deceduta nella sua abitazione, e un uomo di 52 anni colto da un malore fatale mentre stava lavorando in una fabbrica di Fagagna. Per entrambi si tratterebbe di un infarto. E all'Estizza è lutto per la morte di Mario Grillo, 69 anni, era stato contagiato dal Covid-19. Era l'amico di tutti, ricorda la figlia Valeria, organizzatore instancabile tra pellegrinaggi e gite turistiche, non diceva mai di no a nessuno, come racconta il fratello Antonio. Membro attivo del Consiglio pastorale, già presidente dell'Unione Sportiva Primavera di Galleriano, fino alla creazione della Polisportiva Comunale, ha lavorato per oltre 40 anni in Via Longheria Udine, dirigendo l'agenzia del Triveneto Utete Garzanti. Carattere sempre allegro, da un decennio aveva creato una speciale fattoria piena di animali dove tutti i bambini e gli adulti potevano passare un'ora di svago. Frequenti i suoi pellegrinaggi, una volta all'anno partecipava col gruppo di Mortegliano alla marcia fino al santuario di Castelmonte. Spacciavano droga nei luoghi di aggregazione giovanile e in quelli frequentati nel tempo libero dalle famiglie. Per questo 2 cittadini stranieri sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza ad incastrare un'intercettazione telefonica.
2 sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Pordenone per spaccio di sostanze stupefacenti. Prima è stato individuato un cittadino afghano che cedeva droga in piazza nel capoluogo della destra tagliamento. Tutto grazie a intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati dei traffici telefonici e sentite alcune persone informate sui fatti. È stata proprio una conversazione intercettata sull'utenza dello straniero che ha portato all'arresto di un cittadino pakistano trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire inoltre circa 550 episodi di spaccio da parte dei 2 uomini, anche a minorenni, per 2 kg di hashish. Il GIP ha disposto nei confronti del cittadino afghano, principale attore del commercio di sostanze stupefacenti, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del cittadino pakistano è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I 2 smerciavano stupefacenti in luoghi di aggregazione giovanile del capoluogo e in spazi frequentati dalle famiglie nel tempo libero, tra i quali i più frequentati erano il Parco del Seminario, gli spazi in prossimità della chiesa del Beato Odorico e la nota passeggiata lungo il fiume Noncello. Sono stati individuati 21 acquirenti delle sostanze stupefacenti, dei quali 16 cittadini italiani e 5 di nazionalità straniera. Tra i clienti italiani 3 erano minorenni. Nei loro confronti si provvederà alla segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanza stupefacente. Interessa anche il Friuli Venezia Giulia, un'operazione eseguita a livello nazionale dai carabinieri del NAS di Milano e che ha portato alla denuncia di 4 ex manager e tecnici del servizio qualità di un'azienda di Monza. Sono indagati per non aver sterilizzato presidi medici, mettendo così a rischio la salute di pazienti e sanitari. Mettevano a disposizione dei propri clienti, anche del Friuli Venezia Giulia, presidi medici che avrebbero dovuto sterilizzare e che in realtà non venivano sterilizzati, ma non mettevano i report, falsificando i certificati restituiti ai clienti. Li hanno scoperti i carabinieri del NAS di Milano, che hanno eseguito un'ispezione in una importante azienda della provincia di Monza. Denunciate in stato di libertà 4 persone, ex manager responsabili del servizio qualità, per concorso in falsità materiale commessa da privato e per i gravi rischi per la salute pubblica derivati dall'utilizzo di dispositivi medici non sicuri sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. Non venivano sterilizzati dispositivi medici, aghi, cannule, garze, strumenti, impianti destinati a diagnosi e prevenzione, controllo, terapia, interventi di concepimento e dei dispositivi medici diagnostici in vitro impiegati per l'esame di laboratorio come reagenti, calibratori, materiali di controllo, strumenti, attrezzature, largamente utilizzati nelle strutture sanitarie e negli ospedali sia privati che pubblici su tutto il territorio nazionale. E ora parliamo di un progetto che riguarda 5 aziende friulane della metalmeccanica. Non fermarsi mai è questo l'obiettivo che ha spinto 5 aziende del comparto della metalmeccanica del territorio friulano, Brovedani, Costam, Mevis, Pettarini e Pezzuti, a unire le forze e ad aggregarsi formando A3 Alliance for the Art of Assembly, il gruppo di lavoro che dal 12 al 16 aprile parteciperà ad Hannover Messe, la più importante fiera mondiale dedicata al tema della trasformazione industriale che quest'anno si svolge in forma digitale. Il gruppo A3 Alliance è il risultato del progetto Reaction FVG, ideato e avviato da Comet, il cluster regionale della metalmeccanica, che ha coinvolto le aziende del manifatturiero in una serie di tavoli di lavoro online dedicati a imprenditori e manager che, guidati da figure di spicco del mondo accademico e dell'industria italiana, hanno affrontato i temi centrali della ripresa, creando gruppi di lavoro interaziendali volti a sviluppare quei processi necessari al cambiamento strategico e organizzativo. Un'attività grazie alla quale in pochi giorni 40 aziende si sono unite in 8 gruppi di lavoro, tra cui appunto A3 Alliance che, con il coordinamento di Comet, ha finalizzato la collaborazione partecipando alla fiera di Hannover, dove si proporrà come un'istituzione forte e concorrenziale capace di offrire al mercato internazionale una gamma completa di prodotti e lavorazioni, ma anche un eccezionale know-how frutto dell'esperienza verticale di ogni singola azienda, un valore aggiunto insomma che leva il vantaggio competitivo. 6 milioni di euro spesi alle slot machine, 5,7 alle videolotterie sono i dati del gioco d'azzardo nel solo territorio di Codroipo.
Sono impressionanti i numeri del gioco d'azzardo relativi al territorio di Codroipo. Nel 2019 in questa popolosa cittadina del Medio Friuli sono stati giocati d'azzardo oltre 18 milioni di euro, dei quali 6 milioni alle slot machine e 5 milioni e 700 mila alle videolotterie. La spesa media pro capite è di circa 1126 euro. Un problema con drammatiche ricadute nella vita del singolo e delle famiglie, perché il gioco d'azzardo patologico è, come tutte le dipendenze, una vera e propria malattia, fanno notare i gruppi consiglieri codroipesi di minoranza, Altre Prospettive e Progetto Codroipo, che alla fine di marzo hanno presentato in Consiglio Comunale una mozione. Il 2020 registrerà un probabile calo del volume di giocate per l'effetto delle misure di contenimento da Covid-19 che hanno sospeso le attività dell'azzardo. Dobbiamo però prepararci a quando queste misure verranno meno e il fenomeno ripartirà con tutta la sua violenza, andando a colpire con durezza le fasce di popolazione più fragili. L'amministrazione locale può giocare un ruolo importante a salvaguardia della salute dei cittadini. Nel 2018, grazie a un sollecito della lista civica Altre Prospettive, il comune di Codroipo ha individuato 67 luoghi sensibili sul territorio municipale, entro 500 metri dai quali non è possibile l'installazione di nuove slot machine. Adesso è il momento di porre in atto azioni concrete da parte dell'amministrazione comunale, chiede la minoranza. Una coppia su 5 durante il primo lockdown ha preferito attendere tempi migliori per fare nuovi progetti di vita e famiglia. A dirlo è uno studio effettuato dal Burlo Garofalo che spiega come con l'arrivo della pandemia e l'introduzione del confinamento si sia registrato un drastico crollo dei concepimenti pari al 20% rispetto alla media attesa. Solamente calcolando i numeri dell'ospedale infantile di Trieste, la natalità nello stesso periodo è passata dai 308 parti del 2019 ai 247 del 2020, questo nonostante un calo del 20% nelle interruzioni volontarie di gravidanza. C'è un nuovo importante servizio per i bambini adottati e bambini migranti adottato dall'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Nuovo servizio nella Bassa Friulana e per tutto il territorio in generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Attivato in pediatria alla Tisana, si chiama Servizio Pediatrico di Salute Internazionale ed è dedicato ai bambini adottati all'estero e ai bambini migranti. Si occuperà in particolare dell'accoglienza sanitaria dei giovanissimi provenienti dall'estero. Si occuperà di screening infettivologico e vaccinale del minore, di gestione diagnostico-terapeutica delle patologie infettive eventualmente già in atto oppure che emergono in quel momento e dell'individuazione di altre condizioni patologiche non infettive. Lo screening viene effettuato in day hospital alla Tisana. I bambini in arrivo da altri paesi possono avere problematiche specifiche correlate proprio alla nazione di origine, come tubercolosi, parassitosi intestinali, epatiti, oppure malattie ematologiche come anemie congenite o da stati carenziali. L'obiettivo è anche quello di favorire un percorso personalizzato e rispettoso del bambino, sempre in stretta collaborazione con il pediatra di famiglia. In caso di barriera linguistica viene attivata anche la mediazione culturale. Finita la già tormentata stagione di Gerard Deulofeu, l'attaccante dell'Udinese volato in Spagna per sottoporsi ad esami diagnostici dopo aver parlato in un post su Instagram di un problema al menisco per lui. Parleremo di questo tra poco a Sport FVG, spazio anche al calcio femminile con il Tavagnaco che perde 2 punti importanti nel recupero pareggiando contro Cittadella, ma anche del basket dove in Serie B vola la UEB Gesteco Cividale che a Roseto ha conquistato la 10ª vittoria consecutiva. E poi spazio ai dilettanti e alle recriminazioni della Manzanese al rammarico per la sconfitta di ieri. Tra poco a Sport FVG a seguire il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.